più aspettare, sono così angosciato. Willy, ti prego, facciamo qualcosa. Che vuoi che facciamo, bambina? Che cosa vuoi che faccia perché tu non stia così in ansia? Dimmi che cosa posso fare, dimmi. Non so dove è potuto andare, infatti non capisco perché tanto. Willy, se chiamassimo la polizia? E non aveva nessun documento addosso? No, commissario, assolutamente nessun documento. Accidenti, da dove cominciamo? Pronto? Sì. D'accordo, passa la chiamata. Ai suoi ordini, signore. Che dice? Come? Ah, aspetta un momento, la faccio parlare con il commissario. C'è una signora che vuole sapere... Senta lei. Pronto, mi dica. Ah? Sì. Può aspettare un momento, per favore. Senta, ho qui davanti un caso che forse ha qualche relazione con la sua domanda, signore. Ah? Capisco, lei non può darmi qualche segno particolare di questa persona? Potrebbe essere, sì, signora, sì. Questi dati corrispondono. Ma io... mi perdoni, ma non so come posso dirlo. Non mi dica, signor commissario, ha saputo qualcosa di mia figlia? Non so con certezza se si tratta di sua figlia, signora, ma la ragazza che abbiamo trovata era già morta. No! Non può essere vero! Signora, la prego, stia calma. Può anche darsi che si tratti di sua figlia. E comunque le consiglio una cosa. Vada all'obitorio a vedere se si tratta veramente di lei. Che è successo? Perché hai gridato? Che ti hanno detto, per favore? Che ti hanno detto? Rispondi! Matti è morto! Matti è morto! È una sfacciata, una svergognata, una spudorata, ecco che cos'è. Pensa che è addirittura arrivata a telefonare qui chiedendo di Manaue, ah? Non gliel'hai mica detto a Tibisai, vero? No che non gliel'ho detto, ma neanche a pensarlo. Senti, a proposito di Manaue, dimmi un po'. Cosa? Dove sta? Ho cercato tutto il giorno di rintracciarlo e non l'ho mai trovato. Dove si è cacciato, lo sai? Probabilmente sarà a casa sua, ma credo che non voglia parlare con nessuno per il momento. È la vergogna che lo fa stare così. Bene, io me ne vado, così potrei continuare a leggere. Nonna, e Leonela non è tornata? No, amore mio, credo che sia rimasta a casa della zia, che oggi, sai, era venuta qui a cercarla. Anzi, amore, perché non la chiami lì e le dici di tornare? A me non piace che lei torni a casa a quest'ora da sola. Ci sono tanti pericoli. Una donna non deve andarsene in giro sola. Meglio ancora sarebbe se tu andassi a prenderla con la macchina e la riportassi a casa. Non trovi?